Movida vigilata dall'inizio alla fine. Il prossimo weekend, il secondo, con le riaperture, sarà all'insegna del controllo sia da parte delle forze dell'ordine che degli steward assoldati dai locali. L'incontro tra amministrazione comunale ed esercenti di Piazza dei Signori ha portato alla decisione di schierare dei professionisti. È importante il fatto di rivolgersi a un'unica agenzia di sicurezza in maniera che appunto queste persone professionalmente formate e che ricordiamo sono iscritte a un albo prefettizio siano appunto in collegamento tra di loro e possono così svolgere al meglio la loro attività. Gli steward monitoreranno in particolare bar e locali dove il servizio al tavolo è limitato e c'è una maggiore possibilità che si creino assembramenti. Abbiamo condiviso di privilegiare soprattutto il servizio al tavolo, dove le presenze sono più organizzate, ma anche di dotarsi di professionisti, di steward che possono gestire la situazione. Buona parte di queste attività già hanno assoldato delle presenze di questo tipo, altre, anche sulla base del coordinamento che grazie ad Appe si sta creando, si stanno attivando in questi giorni per aggiungersi anche loro. Quindi già dal prossimo weekend probabilmente avremo tutte le attività con potenziali assembramenti dotate di steward professionisti. Si comincerà già venerdì prossimo, ovviamente gli steward saranno affiancati anche dal continuo passaggio di agenti della polizia locale in divisa e in borghese e da altri uomini delle forze dell'ordine. Un appello va fatto anche ai ragazzi e agli avventori ad usare sempre la mascherina ed evitare comportamenti irresponsabili. Tante volte gli assembramenti, la confusione, atteggiamenti poco responsabili da parte dei clienti, soprattutto quelli giovani, giovanissimi, ma non solo, sono anche persone che non hanno a che fare con i locali, gente che si porta il bere, birre, alcolici, superalcolici da casa comprati al supermercato e poi si siedono ad esempio sui gradini della Gran Guardia e che appunto con i locali non hanno nulla a che vedere. Per cui il Comune ha compreso qual è la situazione, gli esercenti sono pronti a fare la loro parte.